Un giorno piovoso andò su nella soffitta a curiosare tra le cose del nonno. Vediamo un po' che cosa troviamo qua. Un secchio, delle forbici. Ah, ma questi che cosa sono? Ma lo vado a chiedere al nonno. Nonno, svegliati, nonno! Ma questo è proprio sordo. Nonno, svegliati! Qual è la storia di queste cose? Tu non lo sai, che tanto tempo fa non c'erano associazioni. I ragazzi stavano per strada, non avevano niente da fare. E io lì non li potevo non è come oggi. La storia inizia tanti anni fa. Mi hai rubato il telefono! Che sta succedendo? Mi hai rubato il bambino! Punello! Ma non è successo niente, siamo tutti fratelli. Piano. E voi che state facendo? Noi tutto il giorno ci guardiamo in faccia e litighiamo. Dai, venite! Andate! Dai, venite a giocare con me! A cantare! A cantare? Venite anche voi, su che è divertente! Davvero? Sì! È bello! E io andare qua! Andiamo! Su, facciamo un bel gioco! Insieme? Tutti insieme! E poi tengo questa cosa. Aspetta. Teneteci per mano, teneteci per mano, il vecchio si farà. Da solo non voglio stare in questo salottino, vorrei un amico mio per farmi compagnia. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Da solo non voglio stare in questo salottino, vorrei un amico mio per farmi compagnia. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Da solo non voglio stare in questo salottino, vorrei un amico. Ma tu chi sei? Io sono Baden-Powell e da oggi in poi giocheremo, canteremo, faremo tutto insieme.
e saremo una unica e sola associazione, si chiamerà Scout. Carrato. Caro nipote, allora hai capito? Quando si festeggia la nascita degli scout, l'associazione, il fondatore è stato Baden-Powell, che avendo fondato questa associazione si ricorda per la sua nascita con la giornata del pensiero, il 22 febbraio, in tutte le associazioni del mondo. E così rimane ancora in tutte le menti dei capi scout, dei lupetti o dei cuccioli questa giornata, perché è molto importante. Sì, allora... sì, allora anch'io diventerò uno scout. Dai, ti aiuto io. Aspetta. E adesso aiutami a portarmi a casa.